Bentrovati e buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fatti e tanti i collegamenti con tutto il territorio regionale. Una regione che deve fare i conti con una nuova ondata di maltempo, l'ennesima. Vi racconteremo soprattutto dei danni in agricoltura. Abbiamo diversi appunto collegamenti con il territorio, ci saranno Monica Smiderle, Federico Fusetti, soprattutto nella fascia pedemontana della Marca Trevigiana e dell'area bassanese, ma la situazione è stata molto critica e lo potete vedere nelle immagini. Nel pomeriggio di ieri nella zona di Bussolengo a Verona sono oltre 100 le richieste di soccorso che sono giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Verona a seguito del forte maltempo che ha interessato la provincia nella giornata di ieri, nel pomeriggio sera. Sul territorio circa 50 vigili del fuoco con numerose squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti provinciali per far fronte alle emergenze e ripristinare le condizioni di sicurezza. Le squadre si sono occupate di rimozione di alberi abbattuti, messa in sicurezza di coperture danneggiate, tegole pericolanti e danni causati dal forte vento. Particolarmente colpite le immagini che vedete con il drone, sono impressionanti, le aree di Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio sul Mincio. Nel comune di Sona 2 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all'interno della propria autovettura a causa della caduta di un grosso ramo sul tetto del mezzo. A Bussolengo il forte vento ha provocato il danneggiamento della copertura di una palazzina. Così dunque nel veronese. Poi vi dicevo, è stata battuta particolarmente la zona della pedemontana, fra poco ci collegheremo con Romano De Zelino, con Onè di Fonte. C'è un settore, quello primario, che è già in ginocchio, in particolare alcune colture, ma si è registrata una tromba d'aria anche a Pellestrina, quindi siamo in piena laguna. Per questo ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Cristian, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata. Sì, ieri è stato un pomeriggio difficile, come dicevi giustamente dallo studio, anche a Pellestrina, al Lido di Venezia e nelle isole, per un fortunario che si è abbattuto in particolare a Pellestrina. Sono stati sradicati alcuni alberi, uno dei quali è proprio piombato sopra quello che viene chiamato in isola il villaggio Mose, che attualmente non è più occupato dai lavoratori del Mose perché l'opera è in via di conclusione, ma che comunque è abitato da alcuni lavoratori. Alberi sradicati, strade che si sono trasformate in torrenti in quanto il sistema di scolo dei tombini è andato in tilt e quindi viabilità cittadina automobilistica in tilt al Lido, ma anche appunto a Pellestrina e a Sant'Erasmo. Per fortuna non ci sono stati feriti, forze dell'ordine e pompieri al lavoro per rimuovere gli alberi dalla sede stradale e la conta dei danni avverrà con più precisione nelle prossime ore. Se non hai domande dallo studio vi restituisco la linea. Assolutamente Lorenzo, grazie per tutti questi aggiornamenti. Vi mostro anche queste immagini che arrivano da Altivole, dove le forti folate di vento hanno sradicato grosse piante, ma anche rami che sono finiti, lo vedete, sulle auto in sosta. Vigili del fuoco al lavoro anche qui per liberare marciapiedi e strade. Un pomeriggio da tregenda per diversi comuni del Veneto, ma poi appunto ci ritorneremo. I fronti, vi dicevo del resto, sono tanti in questo giovedì 11 giugno. Uno ci porta a Solesino per un'anziana che è stata scippata al supermercato. 4 i ladri bloccati grazie ai carabinieri.
L'ha seguita all'esterno del supermercato e mentre stava caricando le borse della spesa in auto l'ha sorpresa alle spalle, strappandole la collana d'oro con i 2 anelli appesi. Non è riuscita nemmeno a reagire l'anziana derubata lo scorso 4 giugno all'ora di pranzo nel parcheggio di un supermercato di Solesino. Il ladro insieme ai complici è stato però individuato dai carabinieri di Montagnana grazie alle indicazioni date dai testimoni che hanno assistito alla scena e hanno dato subito l'allarme. Si tratta di 4 cittadini peruviani tra i 20 e i 27 anni. La vittima è stata aggredita alle spalle dal giovane che come lei era appena uscito dal negozio. Un'azione fulminea. Le ha strappato il monile con un gesto rapido e poi si è dato alla fuga verso la strada. La donna, dopo qualche secondo di totale disorientamento, ha provato a inseguirlo a piedi senza grandi speranze. Nel frattempo un'auto con all'interno i complici è partita a tutta velocità caricando il ragazzo a bordo e dileguandosi. I testimoni però hanno fornito parte della targa e la direzione della fuga ai carabinieri e così a Legnago, nel Veronese, l'auto è stata bloccata dai militari. A bordo 4 persone, nascosta sotto il tappetino dell'auto proprio la collana appena rubata. Nel bagagliaio moltissimi capi di abbigliamento di marca, calzature, accessori, ancora con le etichette provento di furto. Anche uno dei ragazzi indossava una collana d'oro con il gancio strappato. In auto anche un passaporto e una patente di guida, risultati falsi. In 4 sono stati denunciati e tutto il materiale è stato sequestrato mentre la collana è stata restituita alla signora di Solesino derubata. Rimaniamo nel Padovano sempre per la cronaca. Grosso incendio ieri sera a Camin, ad andare in fiamme un capannone adibito ad attività di verniciatura. Fiamme ieri sera in un capannone adibito al trattamento di verniciature nella zona industriale di Camina, Padova. Poco dopo le 19, 6 squadre dei Vigili del Fuoco, insieme al funzionario di guardia, sono intervenute in via Svizzera per un incendio all'interno dello stabilimento. Fortunatamente, grazie anche al tempestivo intervento dei pompieri, non sono stati registrati feriti. L'incendio è stato comunque domato in poco tempo. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, anche la Polizia di Stato, il personale Enel e l'ARPAV per eventuali inquinanti nell'aria. Le cause e l'entità dei danni del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Subito nel veneziano in diretta dalla nostra Ilaria Marchiori, per la parte tecnica c'è Francesca Pezzo, ci parla di uno sgombero molto atteso, molto discusso, ma già ci sono degli aggiornamenti dell'ultima ora. Ilaria, raccontaci tutto, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Lo definirei un vero e proprio maxi sgombero che è avvenuto ieri mattina all'alba. Vi voglio far subito vedere. Innanzitutto ci troviamo alla nave quartiere di Altobello a Mestre in via dello Squero. Quello che è accaduto, come vedete, tutti gli appartamenti che erano occupati sono stati murati. È stato un vero e proprio blitz coordinato dal commissariato di Mestre, che ha visto impegnati uno a fianco all'altro gli agenti della Questura di Venezia, militari dell'Arma dei Carabinieri, il rinforzi del reparto mobile di Padova, addirittura un'unità cinofila antidroga. Un intervento che era già stato pianificato nei dettagli ma deciso appena 3 giorni prima dell'attuazione, e tra l'altro non è ancora finito perché, come vedete, il condominio è molto grande e quindi c'è ancora da fare. Sì, c'è giunta voce che nonostante il maxi sgombero di ieri, in realtà scusate perché appunto sentiamo delle voci perché ovviamente siamo in diretta, in realtà sembra ci sia stata un'ulteriore occupazione nella notte, quindi queste persone sembrerebbero non demordere. Noi abbiamo contattato il sindaco di Venezia, Simone Venturini, che ora sentiremo quello che ha detto in proposito, visto che è da tempo che si sta cercando di lavorare proprio in questa zona per arginare questo fenomeno delle occupazioni, di cui anche noi abbiamo documentato più e più volte nel corso degli anni, non solo in questa zona di Altobello ma anche in altre, come ad esempio nella zona del quartiere Pertini a Mestre. Un lavoro che ha già iniziato precedentemente ma che è destinato a continuare per riqualificare queste zone. Quindi sentiamo che cosa ha dichiarato prima il sindaco di Venezia Venturini e poi sentiamo però anche il presidente di Ater, Marco Mestriner. Nel frattempo io qui da Mestre restituisco la linea allo studio.
Da tempo insisto sulla necessità di abbattere velocemente la nave di Altobello, un complesso di edilizia popolare costruito decenni fa con delle logiche oggi che non sarebbero replicabili, tanti spazi comuni, un complesso con tantissimi appartamenti concentrati che negli anni è diventato quello che vediamo oggi appunto sui giornali. In questi mesi l'Ater ha liberato il più possibile gli alloggi e ci sono tutte le condizioni per buttare giù quanto prima quel complesso e rigenerare sotto il profilo urbanistico quell'area con interventi di qualità capaci appunto di consegnare al territorio un nuovo quartiere ad Altobello e completare il percorso di riqualificazione dell'intero distretto. Un impegno su cui il Comune vuole giocare la sua parte, ci incontreremo con la Regione, lavoreremo con l'Ater in tempi rapidissimi per spingere affinché si arrivi a quella soluzione. Devo dire poi che questa soluzione potrebbe essere anche replicata in altri contesti urbani in cui ci sono grandi complessi immobiliari pubblici lasciati un po' andare negli ultimi decenni, elementi di anche degrado sociale e in cui anche le persone che lì vivono non possono esprimere al meglio le loro potenzialità, i loro desideri. Quindi penso a Via del Bosco a Marghera, che è un altro grande complesso che richiede grandi interventi in tal senso. Così dunque il sindaco di Venezia Venturini e poi la parola adesso al presidente di Ater, Marco Mestriner, su questo sgombero che fa discutere l'intera città. Ieri mattina è stata eseguita da parte delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri un'operazione alla nave 1 di Altobello a Mestre, dove sono stati recuperati diversi alloggi occupati da occupanti abusivi e è stata ripristinata un po' la situazione di normalità. Sicuramente bisognerà continuare con questo lavoro, stiamo andando avanti per mettere in sicurezza tutta la zona, per mettere soprattutto in sicurezza gli abitanti del quartiere e quei pochi residenti che fra poco saranno trasferiti altrove e per riuscire a dare una decisione definitiva sul futuro di quello che sarà la nave 1 di Altobello. Maltempo, torniamo a occuparci di maltempo, vi ho mostrato le immagini impressionanti di Bussolengo, siamo andati a Pellestrina per una tromba d'aria e ancora ad Altivole. Adesso sempre nella zona della Pedemontana bassanese, la vedo pronta la nostra Monica Smiderle, perché il giorno dopo si contano e come si contano i danni. Buongiorno Monica, dove ti trovi per la precisione? Buongiorno a te Cristian e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo nella frazione di San Michele, frazione di Bassano del Grappa, una frazione collinare. Siamo nel vigneto di Mirko Gottardi per la conta dei danni della grave ondata di maltempo che, come dicevi, ha colpito ieri l'intera fascia pedemontana e bassanese, da Marostica a Bassano fino a Romano Dezzelino, Mussolente, ma anche la parte trevigiana, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo. Oggi si contano i danni in particolare alle colture, ma vediamo subito il servizio realizzato dal collega Mirko Cavallin che ha documentato quello che è successo ieri in quest'area. Vediamo. Fiume di acqua e ghiaccio invade le strade di Fontanelle, frazione di Lusiana Conco. Nel primo pomeriggio una nuova fortissima ondata di maltempo ha colpito tutta la pedemontana. Nella zona dell'altopiano sono stati segnalati anche allagamenti ai piani bassi delle abitazioni. Mentre a Marostica, già colpita nelle ore precedenti, la situazione è rimasta sotto controllo, la grandinata si è poi spostata verso Bassano, con chicchi grandi alcuni centimetri, anche più di una moneta da 2 euro e cumuli di ghiaccio ovunque. Solo dopo diversi minuti si è aggiunta anche la pioggia, mentre la perturbazione ha proseguito la sua corsa verso est, arrivando a San Giuseppe di Cassola, dove gli effetti sono stati particolarmente violenti, come testimoniano le immagini di un nostro telespettatore. Anche Mussolente e Romano Dezzelino sono state sferzate da raffiche di vento e pioggia. Il ghiaccio si è accumulato in pochi attimi, mentre il fogliame degli alberi ha invaso le strade, come si vede nella zona di Sacro Cuore e su altre arterie del circondario, in particolare nella zona verso nord. Ai vigili del fuoco non sono arrivate chiamate per richiesta di soccorsi, ma l'ondata ha avuto un'intensità che ormai è diventata ordinaria e non si può più definire eccezionale.
Intensa ondata di maltempo. Con le immagini nel servizio abbiamo mostrato e raccontato quello che è successo. Oggi la conta dei danni. Mirko Gottardi, viticoltore, ci mostra quello che ha provocato il maltempo di ieri. Diciamo che noi siamo stati abbastanza fortunati rispetto alle zone a est dichiarate. La nostra fase vegetativa, con i tralci molto folti nel cappello delle piante, hanno riparato questa forte grandinata che ha provocato qualche danno sulle foglie e sul grappolo. Mostriamo bene il grappolo. Praticamente in questa fase fenologica lui andrà a far cadere gli acini ammaccati e il processo di maturazione andrà a buon fine in ogni caso. Quello che vediamo di ammalorato è quanto provocato ieri dalla grandine e dalla pioggia. Sì, una volta ammaccato l'acino lui andrà a cadere, mentre sarebbe molto più grave, come altre situazioni, di avere intaccato il raspo dove praticamente passano tutte le sostanze nutritive. Logicamente in questa fase siamo stati abbastanza fortunati, il fronte temporalesco era imponente, rumoroso, veloce, tanto vento, e di conseguenza la grandine è stata molto lesiva su quasi tutte le colture, sia vitivinicole ma anche e soprattutto quelle più sensibili orticole. Lei mi diceva: non ho mai visto scene come quelle di ieri, nel senso un cielo particolarmente brutto e pauroso da vedere. Direi che come aggettivi il colore, il rumore e la velocità erano cose impressionanti effettivamente, che il rumore stesso cambiava in base all'impatto che aveva, che poteva essere con i fabbricati ma con le vegetazioni, per cui un rumore che cambiava era come un suono, un concerto, una cosa incredibile. Come ci si sente come agricoltore in quel momento? Beh, sono emozioni che ti rimangono nel cuore effettivamente, perché vedi in pochi secondi venire a meno tutto lo sforzo che hai fatto e che fai quotidiano. Devi rispettare la pianta in ogni caso per tutto il ciclo vegetativo, per cui non è che la grandinata chiude un ciclo, ma bensì devi in ogni caso rispettarla. È una cosa che si porta, però l'uomo ha anche una dote, che è quella di dimenticare. Sì, ci si sente impotenti, Gottardi, di fronte alla forza della natura. Sì, diciamo che non tutti sanno dare il giusto peso. Noi che lavoriamo la terra lo sappiamo dare. Abbiamo delle persone che vengono qui e guardano la pianta danneggiata e dicono: vabbè, non importa, sarà per la prossima volta. Sì, ma la prossima volta vuol dire un danno che può provocare anche un ciclo vegetativo dell'anno prossimo, per cui non è una cosa momentanea, una mancanza di produzione. Con noi c'è anche Nicola Mutarello, tecnico di Coldiretti. Oggi la conta dei danni della grave ondata di maltempo che si è abbattuta ieri su questo territorio, che riscontri ha dalle aziende agricole dell'area. Sì, abbiamo avuto numerose segnalazioni questa mattina, non appena abbiamo iniziato le nostre operazioni. Danni, come abbiamo visto qui da Mirko, che hanno colpito tutto quello che è il settore vitivinicolo. Non dimentichiamo però tutto il settore frutticolo, orticolo e anche tutta la parte di cereali, che in questo momento sono nel pieno della loro potenza. Colpita in maniera particolare la fascia di Mussolente San Zenone. Sì, questo temporale ha colpito dove siamo qui oggi, quindi Bassano del Grappa, ma in maggior parte la fascia di tutti quei comuni al confine con la provincia di Treviso, quindi Mussolente e San Zenone. Non sono eventi purtroppo eccezionali a questo punto. A questo punto no, eventi che fino a qualche anno fa erano più sporadici, oggi sono all'ordine del giorno. Mettono in crisi e continueranno a mettere in crisi, se continuerà così, la nostra agricoltura. Grazie a Mirko Gottardi, grazie a Nicola Mutarello. Cristian, se non ci sono domande, la linea torna allo studio. Monica, grazie infinite. Torniamo al maltempo. Fra qualche minuto ci collegheremo con Onè di Fonte, rimaniamo sempre sulla fascia pedemontana, ma prima tutti gli aggiornamenti su un fatto
gravissimo successo nel tardo pomeriggio di ieri a Santa Giustina, un tentato femminicidio. La donna, la moglie, è ricoverata in prognosi riservata, in prognosi precauzionalmente riservata all'ospedale Cafoncello. È stato fermato suo marito, si tratta di un ex poliziotto, ma ci racconta tutto la nostra Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi per la parte tecnica. A Santa Giustina, davanti al municipio, con il sindaco Ivan Minella, per capire che cosa è accaduto nel pomeriggio di ieri, a poche centinaia di metri dalla sede municipale, quando Claudio Perot, ex poliziotto in pensione di 63 anni, ha tentato di uccidere la moglie Silvia De Martin, di 55 anni, tuttora agente della Polizia di Stato in servizio all'ufficio di gabinetto della Questura di Belluno. La donna è ricoverata all'ospedale di Treviso in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, e a ore si dovrebbe sapere, avere contezza sul proseguo della sua permanenza in ospedale, che comunque è condizionata da un intervento chirurgico. Il marito invece si trova piantonato all'ospedale di Belluno con ferite d'arma da taglio, perché sembra che l'uomo, dopo aver infierito sulla moglie, abbia tentato di togliersi la vita. Sindaco Minella, un episodio di grande sofferenza, di grande dolore, come l'ha preso? Una comunità di Santa Giustina che è estremamente in difficoltà su questa condizione, una comunità che, come ho avuto modo di dire anche ai giornali, in shock, in totale shock, è una comunità che si stringe alla famiglia in questo momento veramente critico, si stringe alla moglie, si stringe alla figlia, in realtà a tutta la famiglia. È una comunità in difficoltà che cerca di far fronte a queste notizie di cui non si è mai pronti. Di conseguenza aspettiamo dagli inquirenti più notizie e più informazioni riguardo a quello che è successo. Peraltro lei conosce bene questa famiglia, conosce bene certamente Claudio Perot, l'ex poliziotto, anche perché è il fratello di Andrea Perot, che è scomparso alcuni anni fa in seguito ad un incidente, a uno scontro stradale. In questi giorni lei aveva avuto occasione di incontrare Claudio Perot per una cerimonia ufficiale del comune. Abbiamo fatto la consegna del premio Perot, che è un premio alla memoria di Andrea Perot, ex amministratore sia provinciale che comunale, di cui abbiamo onorato la memoria, l'esempio per tutta la comunità civile legata al terzo settore, legato soprattutto ai giovani. Una famiglia completamente integrata a Santa Giustina, di cui anche il papà è grande interprete, e con Claudio abbiamo affrontato parecchie iniziative anche di gemellaggio con i comuni noi di Santa Giustina, quindi sì, una famiglia completamente integrata. Quindi quello che lei ci sta dicendo in questo momento rafforza ancora di più questo sentimento di shock che sta condividendo la comunità di Santa Giustina, che per l'appunto nel pomeriggio di ieri si è trovata catapultata in uno scenario davvero complicato, davvero difficile, davvero drammatico. I vicini ieri avrebbero riferito di aver sentito probabilmente le urla in conseguenza di un litigio strano, sembra, e che questo litigio poi abbia avuto la conseguenza peggiore. Subito si sono precipitati in via 20 settembre, dove c'è la casa della famiglia, i carabinieri, che hanno avviato immediate indagini coordinate dalla Procura di Belluno. Vi potete immaginare quanto sia strettissimo il riserbo degli inquirenti, al punto che né della Procura né tantomeno dal Comando Provinciale dei Carabinieri sono state diffuse comunicazioni, informazioni ufficiali. Non c'è null'altro da aggiungere invece il commento che arriva dal capo dell'ufficio di gabinetto
gabinetto della Questura di Belluno, Luca Fodarella, che oggi ci ha rassicurato sulle condizioni di salute della collega che lavora a stretto contatto con il Questore di Belluno, Roberto Della Rocca. Allora, noi ringraziamo il sindaco Ivan Minella e ci risentiamo questa sera per tutti gli aggiornamenti di questo fatto drammatico accaduto, lo ripetiamo, nel pomeriggio di ieri in un appartamento di una palazzina qui vicino al municipio nel pomeriggio. Allora, tra l'altro vi devo dare anche questo aggiornamento sempre con riguardo al fatto di cui vi ha parlato Tiziana Bolognani. Siamo di fronte a un evento inaspettato e doloroso per tutta la comunità della Polizia di Stato di Belluno. In questo momento la preoccupazione per lo stato di salute della collega rappresenta il sentimento che ci accomuna tutti, insieme alla vicinanza e il supporto alle famiglie, con particolare riguardo alla figlia. Sono le parole che arrivano dalla questura di Belluno. Da Belluno a Padova ancora violenza in carcere, ancora vittime delle guardie penitenziarie. La tensione è di nuovo alle stelle. Ci racconta tutto con Federico Cibotto, per la parte tecnica la nostra Marta Zatta. Buongiorno Marta. Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, siamo davanti alla casa circondariale di Padova con il collega Sandro Ponchio, perché ieri intorno a mezzogiorno e mezzo c'è stata l'ennesima aggressione a degli agenti della polizia penitenziaria. Un detenuto di origine marocchina aveva chiesto a un agente di poter bere un caffè assieme ad un altro detenuto fuori dalla cella. Al no dell'agente, ecco, da lì è scoppiata veramente una violenza estrema. Il detenuto ha preso un calzino con all'interno un pezzo metallico e ha iniziato a scagliarlo contro l'agente, ferendolo. Sono arrivati in soccorso altri due agenti e anche qui la violenza è diventata veramente sempre più feroce, tanto che i tre sono stati portati al pronto soccorso di Padova con una prognosi di 5, 7 e 10 giorni. Ecco, da qui la rabbia dei sindacati anche per l'ennesima violenza nella casa circondariale di Padova e nel carcere di Padova. L'ultimo risale veramente a poco tempo fa, era il 22 maggio, quando altri due agenti sono stati presi di mira da un detenuto. Anche in quel caso erano finiti all'ospedale per le gravi ferite riportate. Lo dicevo, la rabbia anche dei sindacati che chiedono un intervento rapido e massiccio al governo anche per aiutare questo personale sempre più in difficoltà e sempre più carente. È arrivato veramente all'esasperazione. Noi abbiamo intervistato al telefono Donato Capece, che è segretario del SAP. Ascoltiamo le sue parole e poi la linea può tornare allo studio. Basta aggressioni contro i nostri poliziotti penitenziari, che tutti i giorni sono lì negli istituti di pena per garantire la sicurezza ai cittadini. Il governo deve prendere dei provvedimenti forti nei confronti di questi soggetti che non tollerano la detenzione. Il carcere serve a rieducare, ma attraverso le regole, attraverso il rispetto degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria. Diciamo basta, anche se ormai sembra quasi non fa più notizia l'aggressione che viene fatta nei confronti dei nostri poliziotti. Noi rappresenteremo al Ministro, rappresenteremo al capo del Dipartimento questa ennesima aggressione, diremo basta, e se non ci sono provvedimenti su questo argomento noi saremo costretti a scendere in piazza per denunciare all'opinione pubblica e ai cittadini la disattenzione verso il carcere da parte del governo. Ritorniamo alla cronaca nel Vicentino, un violento scontro tra un'auto e uno scooter, ferito gravemente un quindicenne.
Orgiano, è l'1 del pomeriggio quando in pochi drammatici istanti si consuma un terribile incidente. Un quindicenne viaggia in sella al suo scooter su via Perara, all'incrocio con via Camuzzana, l'impatto violento con un'utilitaria guidata da un 23enne del posto. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare, ma le condizioni del ragazzino subito dopo lo schianto appaiono gravissime. Viene lanciato l'allarme, sul luogo dell'incidente arrivano le forze dell'ordine, i medici e gli infermieri del SUAM 118 con un'ambulanza. Data la serietà della situazione del ferito, viene attivato anche l'elisoccorso. Il quindicenne è stato portato all'ospedale San Bortolo e ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. Momenti di paura durante la Mille Miglia passata nel Padovano. Una moto della polizia è scivolata e ha rischiato seriamente di finire contro due passanti. È accaduto in città in via Tiziano Aspetti. Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente che ha coinvolto una moto della polizia durante il passaggio della Mille Miglia lungo via Aspetti martedì sera a Padova. Il tutto è stato ripreso da un video che è diventato virale. L'episodio si è concluso fortunatamente solo con qualche ammaccatura. È successo durante il corteo delle Ferrari che precedeva la sfilata storica. Nel video che circola in rete non si vede il motivo della caduta, si vede solo la moto che improvvisamente compare tagliando la strada ad una Ferrari bianca. L'agente a bordo della due ruote viene sbalzato a terra mentre il mezzo, senza conducente, si schianta contro il commissariato della polizia locale, sfiorando due pedoni che stavano attendendo il passaggio della carovana. Pochi istanti e un momento di festa si sarebbe trasformato in una tragedia. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto perdere l'equilibrio al motociclista, tra le ipotesi che sia scivolato sulle rotaie del tram. A dare un responso però saranno gli accertamenti che ricostruiranno la dinamica del sinistro. L'agente della polizia stradale che scortava le auto non ha riportato fortunatamente gravi ferite. Questo è il secondo incidente che coinvolge un mezzo della scorta. A Sarenzo, nel Bresciano, un'automobile del corteo storico aveva improvvisamente lasciato la colonna di vetture svoltando a sinistra e travolgendo una moto delle forze dell'ordine. Come sapete sono stati giorni difficilissimi, tragici sul fronte della sicurezza stradale. 5 le vittime, tutti motociclisti, in meno di 3 giorni tra Belluno, la zona di confine, Barcis, la provincia di Treviso. Tra queste vittime il più giovane, Matteo De Ness, aveva solo 19 anni, si stava preparando agli esami di maturità. In tanti ieri hanno voluto esserci in Alpago per l'ultimo saluto al giovane. Tantissime morti, forse 100, forse di più, per salutare Matteo De Ness, il 19enne che ha perso la vita in un drammatico incidente in località La Secca quando era proprio alla guida della sua moto. Matteo aveva un fratello e una sorella gemelli ed è stato proprio suo fratello a volere questo saluto. Ringrazio tutti per essere venuti, questo è un onore per lui e finiremo il giro come lui voleva. Hanno risposto in tanti, tantissimi, anche centauri che non conoscevano Matteo, ma che hanno voluto esserci. Tutti insieme, una unica grande famiglia racchiusa nell'amore per le moto. E chi non era in moto attendeva fuori dalla chiesa in un piazzale che nel ricordo di Matteo si è riempito di ruote e motori. A 18 anni la vita è un cantiere aperto, è un oltre, uno sguardo già immerso nel futuro. E Matteo aveva questo negli occhi e nel cuore, una mente aperta, già pronta a disegnare il proprio domani. Non stava attendendo la maturità, ma le sue mani già progettavano il suo futuro. E da questo ciglio della strada si alza un grido. È il grido di Bartimeo, è il grido di ciascuno di noi. Un grido che esprime rabbia, smarrimento, ma anche un disperato bisogno di luce.
Quella luce che non sarà facile trovare per chi lo ha amato, ma che oggi ha scoperto che Matteo aveva e avrà più amici di quanto lui stesso sapesse, di quanto lui stesso potesse immaginare che avrebbe mai avuto. Una moto se lo è portato via, tante altre se lo porteranno con loro per sempre. Coppia di trevigiani denunciata per estorsione e minaccia, chiedevano denaro per restituire un'auto prestata, se no l'avrebbero addirittura bruciata. Se vuoi che ti restituisca l'auto mi devi dare 4.500 euro, se no le do fuoco. Un ricatto in piena regola messo in piedi da una donna di 33 anni e un uomo di 35 del Trevigiano che devono rispondere di estorsione e minaccia ai danni di un 72enne residente a Bronzolo, in provincia di Bolzano. Da quanto ricostruito dai carabinieri, l'anziano avrebbe conosciuto la 33enne su un sito di incontri online. A lei avrebbe prestato il SUV, ma invece di restituirlo la donna gli ha chiesto denaro minacciandolo che, se non avesse pagato, l'auto sarebbe stata incendiata. A questo punto la vittima si è rivolta ai militari di Bronzolo che, in collaborazione con il nucleo operativo radiomobile di Egna e la compagnia di Bassano, hanno avviato le indagini, decidendo di pianificare un incontro controllato per lo scambio di denaro per l'auto nel parcheggio del centro commerciale Grifone di Bassano. Qui, quando il 72enne ha consegnato la busta con i soldi ai due, i carabinieri, che tenevano monitorata la situazione, sono usciti allo scoperto, incastrando e denunciando la coppia e riconsegnando il SUV al legittimo proprietario. La cronaca giudiziaria, il processo contro Alessio Battaglia, il 42enne triestino accusato di aver ucciso il pensionato Franco Bernardo Bergamin a Limena. Infatti nel febbraio dello scorso anno, davanti ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Padova, l'imputato ha parlato. Ha ricostruito quanto avvenuto in questa casa di via Giovanni XXIII a Limena il 22 febbraio di un anno fa. A parlare davanti ai giudici della Corte d'Assise di Padova è stato Alessio Battaglia, il 43enne triestino accusato dell'omicidio di Franco Bergamin, l'anziano che lo stava ospitando. Vivevano insieme da qualche tempo, l'anziano aveva dato ospitalità a lui e alla sua compagna. Stava cucinando quella sera quando alla nuova avance dell'80enne Battaglia avrebbe reagito spintonandolo e facendolo cadere dal divano. Da lì un'agonia che lo avrebbe portato alla morte il giorno successivo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il corpo di Bergamin era stato poi messo in alcuni sacchi della spazzatura, nascosto in un armadio, con la casa sparsa di profumatori per dissimulare la tragedia. Solo il 5 marzo la scoperta del corpo di Bergamin e il giorno successivo l'arresto di Battaglia, che era nel frattempo fuggito a Monfalcone. In aula è stata poi la volta dei medici legali incaricati dalla procura. Gli esiti dell'autopsia parlano di una doppia frattura del collo. Prossima udienza l'8 luglio. Sempre a Padova, risse ed episodi violenti portano alla chiusura immediata per 75 giorni di un bar in via Madonna della Salute. Per il locale non si tratta del primo stop. Dovrebbe esserci il servizio relativo alla chiusura del bar. Chiedo alla regia. Forse arriva, eccoci. Un'ennesima violenta aggressione ha fatto scattare per un locale in via Madonna della Salute a Padova la chiusura immediata per 75 giorni disposta dal questore Marco Odorisio. A causare il provvedimento una rissa scoppiata nella notte di martedì 9 giugno, quando un 31enne cittadino marocchino è stato pestato a sangue da 4 nordafricani, probabilmente tunisini, provocandogli la frattura del setto nasale e numerose contusioni. Per il bar non si tratta del primo stop, abitualmente frequentato da pregiudicati, era già stato teatro di svariati episodi di violenza e illegalità che avevano portato alla chiusura nel marzo scorso per un periodo di 45 giorni. Ritorneremo alla cronaca, ai furti soprattutto fra poco, così come torneremo sul maltempo. Prima però un'importante pagina di attualità, ci occupiamo di TAV, andiamo per questo a Grisignano di Zocco dal nostro Daniele Garbin con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Ci sono delle novità importanti che riguardano questa opera strategica, quanto discussa. Buongiorno Daniele.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio a Grisignano, alle mie spalle il municipio dove si è concluso questo incontro con la stampa e alcuni sindaci della zona del Vicentino tra Padova e Vicenza, e con me il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardini. Buongiorno ai telespettatori. Ecco, come avevo anticipato, il problema è il passaggio della TAV. Diciamo subito che l'altro giorno c'è stato un incontro proprio in casa della provincia di Vicenza, proprio con RFI, che ha incontrato i sindaci, un incontro importante perché era atteso da oltre un anno, proprio per definire ognuno per il proprio territorio una serie di osservazioni di cui doveva tener conto RFI nel presentare il progetto definitivo di questa opera, che trova proprio qui nel Vicentino un po' il punto così ancora irrisolto. Ci sono varie questioni e in quella sede diciamo che è stato un bilancio positivo, perlomeno per quello che riguarda i comuni come questo, Grisignano ed altri, perché RFI ha accettato, comunque ha preso atto delle richieste e in qualche modo si è dimostrata disponibile. Resta comunque la questione irrisolta del problema dello scavalco nel territorio di Vicenza, è un tema anche complesso dove anche la politica, il Ministero dovrà dire la sua, è un problema anche di finanziamenti a disposizione perché le soluzioni tecniche possono essere anche diverse, la galleria lunga o una grande cavalca ferrovia. Ecco, ma oggi qui si è discusso di un problema invece dei comuni minori, soprattutto sull'importanza di Grisignano, che diventerà barricentrica per la zona, per 25 comuni che avevano chiesto l'intervento anche della regione per adeguare la stazione, una piccola stazione di campagna con modeste strade d'accesso, assolutamente insufficiente ormai a quello che diventerà Grisignano, un nuovo asset, soprattutto in previsione della chiusura della stazione di Vicenza prossimamente per i lavori della TAV. Cosa è stato detto? Cosa delle risposte che avete ottenuto? L'obiettivo più importante era rispondere ai tantissimi cittadini, siano essi studenti, lavoratori, che utilizzano questa stazione che come volume di traffico sta diventando sempre più importante. Parliamo di circa 500 transiti giornalieri medi su questo polo importante, e quindi la volontà, a fronte di una difficoltà che è stata manifestata di posti auto, è quella di sopperire almeno temporaneamente con un progetto che sia compatibile col futuro arrivo della TAV, con un potenziamento dei posti auto. Speriamo con un raggiungimento di un obiettivo importante, che è quello del raddoppio degli attuali posti, ma una stazione che per crescita degli studenti, crescita dei lavoratori che utilizzano questo mezzo, ma anche per quanto riguarda l'assetto turistico sempre più importante di quest'area, sta sempre per vedere crescere questa stazione come utilizzo, quindi importante rispondere alle esigenze degli utilizzatori. Allora, intanto ringraziamo il Presidente, ovviamente è un tema che è molto, molto importante e complicato, questo è solo un tassello, seguiremo i lavori, intanto grazie Presidente. Grazie a voi e buona giornata. Ecco, direi che per il momento da Grisignano è tutto, a voi la linea. Grazie infinite Daniele Garbino con il Presidente della provincia di Vicenza Nardin, per la parte tecnica Alberto Pivetta. Noi ritorniamo a occuparci di maltempo, un altro fronte, quello che sta coprendo in queste ore, in questi minuti il nostro Federico Fusetti con Tommaso Migot per la parte tecnica. Se non sbaglio ti trovi nella zona di Onè di Fonte, correggimi se sbaglio Federico, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo in questo momento in realtà a Fonte Alto, perché siamo venuti qui con il sindaco Matteo Sommadossi, che ringrazio. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Grazie. Ci ha accompagnato il sindaco qui in questa zona perché, come vedete, Tommaso Migot ci sta mostrando con le immagini quello che è accaduto ieri. Qui insomma i danni sono evidenti, pochi minuti, grandine, vento. Ci diceva il sindaco un momento che nessuno ricordava così forte e così tremendo. Sì, sono stati 15 minuti devastanti e a memoria d'uomo, da quello che mi è stato riferito anche da gente un po' più anziana, non si ha ricordi della violenza di queste dimensioni, di questa grandine anche. In questa zona non siamo così proprio abituati, questa volta invece non ci ha praticamente salvato. Subito abbiamo attivato il COC e allertato la protezione civile.
civile, che ringrazio personalmente, l'AVAP di Pieve del Grappa, perché prontamente sono appunto intervenuti a liberare un ponte che era pieno d'acqua. Sono caduti dei pali del telefono giù poi a Onè, e anche là abbiamo subito messo in sicurezza l'area, e alcuni rami avevano ostruito il passaggio nella strada regionale giù sempre in piazza, vicino alla piazza di Onè. E adesso stiamo facendo la ricognizione del territorio, tutti i cittadini che davvero ringrazio, perché senza lamentarsi si sono tirati sulle maniche e hanno cominciato a spazzare chi la parte di casa davanti, ma sappiamo che i fontesi sono davvero in gamba su questo. E inoltre anche ringrazio appunto Contarina, che fin da subito ieri abbiamo comunicato le vie, quelle che erano prese peggio, perché rami, verde, le strade erano praticamente un tutt'uno con i campi e con gli alberi vicini, che sono appunto venuti già da stamattina e proseguiranno domani nella spazzatura delle strade. È stato aperto anche il centro di raccolta rifiuti appunto questa mattina, questo pomeriggio, e domani mattina sarà appunto aperto in maniera straordinaria. Già questa mattina una trentina di persone sono presentate sul posto per conferire il verde e tutti questi rifiuti. Danni se ne contano davvero tanti, abbiamo case con coppi completamente distrutti, abbiamo la coltivazione che ne ha subito davvero tante, anche la viticoltura sta contando i danni e tutti i nostri agricoltori, ma sappiamo che sono gente comunque che non si abbatte. Abbiamo comunque bisogno di una mano anche dagli enti superiori in questi momenti, perché bisogna far squadra. Altra cosa appunto le auto che erano fuori sono state davvero cristalli esplosi. Sono andati a vedere alcune aziende oggi, lunotti che di capannoni aperti, acqua che è entrata, quindi davvero 15 minuti che poi appunto nessuno ricorda. Si può quantificare o è ancora presto? No, è ancora presto, si sta solo contando appunto i danni, ma noi fortunatamente all'atto pubblico abbiamo subito qualche piccolo danno, ma nulla al momento sì che è rilevante da quello che abbiamo visto, a parte sì il cimitero che è stato appunto martoriato, e ieri sera era davvero fiori poi ovunque, foto rotte e lucernari, sì, che le varie lucine appunto distrutte. Già da domani avremo anche là dei volontari, degli alpini e poi altri volontari che ringrazio davvero di cuore, che verranno a darci una mano per tirare su quello che resta e tenere appunto il cimitero pulito, pronto per tutti quanti a entrare, ecco. Ci ha raccontato di tanti danni, però è anche vero che adesso di visibile c'è poco, ed è la conferma insomma che qui i residenti si sono subito rimboccati le maniche, e quindi senza aspettare tanto aiuti particolari, a parte i volontari che ha citato poco fa, insomma stanno già lavorando per mettere in ordine tutto. Sì, in questi casi dico sempre l'unione fa la forza, se ognuno fa il proprio davvero riusciamo a risolvere e poi appunto a ripartire presto. Noi come comune quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo a disposizione, c'è anche l'operaio comunale, tutti gli uffici tecnici che ringrazio, che sono in giro per il paese, e quindi noi sulle strade abbiamo fatto, ma i cittadini davvero col sorriso, anche stamattina un po' abbattuti sicuramente, ma non si sono sottratti al loro dovere e alla loro voglia di mettere a posto e tenere in ordine il paese, ecco. Sindaco, grazie. Cristian, mi pare insomma di avervi raccontato con il sindaco Matteo Somadossi proprio di insomma questo quarto d'ora di paura, anche oltre che di grande così anche devastazione che c'è stata ieri. Grazie Federico Fusetti, grazie a te, al sindaco e a Tommaso Migotto. Parliamo di poco, il sindaco di Fonte parlava di un quarto d'ora da Tregenda. Questo quarto d'ora si è registrato anche nella zona di Asolo con chicchi di grandine che insomma sembravano delle uova, così ci hanno raccontato in tanti. Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio intorno alle 16 lungo tutta la fascia della pedemontana trevigiana, da Asolo a San Zenone degli Ezzelini, da Onè di Fonte a Masera. Chicchi ghiacciati, grandi come uova, hanno ricoperto in pochi minuti strade e giardini di un manto bianco. Chi ha assistito al forte temporale accompagnato da raffiche di vento e pioggia racconta di un fenomeno mai visto prima con questa violenza. Ad Asolo le raffiche e la grandine hanno fatto volare le tegole dai tetti di alcune abitazioni. Danni alle colture,
ma anche alle auto. Al CFP di Asolo specchietti e cristalli delle vetture andati distrutti, rotti anche i vetri delle finestre, come accaduto al centro culturale Casa dei Campanari. Un disastro. Ondata di maltempo prevista che si è abbattuta con tutta la sua violenza. Diverse le immagini pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook di Meteo Bassano Pedemontana. In mano i chicchi di Grandine, a Liedolo di San Zenone, a Onè, a Crespignaga di Masera, Castelcucco, ma anche a Vittorio Veneto Nord. Ad Altivole le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante. Io vi rimostro le immagini che avete visto in apertura di questa prima edizione relative al maltempo che si è abbattuto in provincia di Verona, dove sono state oltre un centinaio le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, che hanno operato per tutta la notte. 50 gli uomini sul territorio, con numerose squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti provinciali, e questo per far fronte alle emergenze e ripristinare le condizioni di sicurezza. Le squadre si sono occupate di rimozione di alberi abbattuti, messa in sicurezza di coperture danneggiate, tegole pericolanti e danni causati dal forte vento. Particolarmente colpite le aree di Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio sul Mincio. Nel comune di Sona 2 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all'interno della propria autovettura a causa della caduta di un grosso ramo sul tetto del mezzo. A Bussolengo il forte vento ha provocato il danneggiamento della copertura di una palazzina. Vi mostro poi, grazie alla regia di Tony Esposito e Alessandro Granziera, gli effetti di una tromba d'aria localizzata nella zona di Pellestrina. Ci siamo collegati in apertura con il nostro Lorenzo Maier, anche qui uomini e mezzi all'opera per mettere in sicurezza l'area. Ci sono stati dei danni, degli alberi che sono crollati su alcuni edifici e su delle auto. Fortunatamente nessuno nella giornata di ieri, in quel pomeriggio di Tregenda che vi stiamo raccontando, nessuno fortunatamente si è fatto male. E poi ci sono anche le immagini, vi mostro anche queste relative agli effetti del maltempo in zona Altivole. Anche qui interventi dei vigili del fuoco, alberi che sono crollati finendo addosso a delle auto. Grazie Tony Esposito e Alessandro Granziera dalla regia. Noi ritorniamo fra un minuto esatto, c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta per proseguire il racconto di questo giovedì a nord-est. Abbiamo dato ampiamente conto degli effetti del maltempo che si è abbattuto nella giornata di ieri in Veneto, soprattutto nella zona della Pedemontana, ma anche in provincia di Verona. Non si fermano e non li ferma nemmeno il maltempo i ladri che continuano a colpire. Questa volta nel mirino dei delinquenti anche alcune imbarcazioni ferme nell'iconico porticciolo di Casale sul Sile. Insomma, ritorniamo a parlare di furti, ritorniamo e ripartiamo dalla Marca Trevigiana. Sapere anche che delle persone magari non entrano in casa, però intanto cominciano ad aggirarla, a guardarla e comunque entrare nel tuo suolo, a toccare le tue cose, ti dà un po' di senso di insicurezza. Andare a letto adesso fa un po' specie. Diciamo che stai un po' più attento, quello sì, stai un po' più attento ai rumori. Denis Michelon vive con i genitori e i nonni in via Vecchia Trevigiana, in località Caberlotto, a Casale sul Sile, un quartiere tranquillo di case circondate dal verde. Una quiete interrotta la scorsa notte dal passaggio dei ladri, almeno 2 in azione, vestiti di nero con il volto travisato, in mano una torcia. Sarebbero entrati ricavando un passaggio nella rete che circonda l'abitazione. È circa mezzanotte. Denis e la madre stanno già dormendo, il padre sta per andare a letto quando avverte dei rumori strani provenire dal giardino. Si affaccia dal vetro del portoncino d'entrata per capire cosa stia succedendo. E a un certo punto ha visto un individuo
che si approcingeva a arrivare al portoncino, e in quel momento là ho cominciato a bussare sul portoncino urlando i ladri, e là mi sono svegliato anch'io e là sono scappati, per fortuna. Hanno di sicuro fatto il giro della casa perché si sono sentiti questi rumori un po' dappertutto, insomma. Stavamo cercando di capire se c'era effettivamente qualcuno in casa. E se c'era qualcuno in casa, e secondo me anche se c'erano dei punti deboli di accesso. I ladri sono poi fuggiti attraverso i campi sul retro dell'abitazione, scavalcando questa rete sul terreno le orme lasciate dal loro passaggio. Probabilmente sono gli stessi soggetti segnalati in via Chiesa Conscio e quelli che poco prima, ad un centinaio di metri di distanza dall'abitazione dei Michelon, hanno tentato di entrare in un'altra villetta. In casa c'è una ragazza, sta guardando la TV, quando avverte dei rumori. Inizialmente pensa si tratti di un familiare. Mia cugina, sentendo il rumore, ha chiuso, pensavo fosse un familiare, eccetera. Chiudendo la finestra ha visto una persona scappare e poi ha intuito che erano i ladri, appunto. Colpi falliti ma che lasciano inquietudine. La famiglia Micheloni in passato ha subito diversi furti. In un'occasione il padre di Denis aveva affrontato il ladro, riuscendo a bloccarlo. No, non si abituò mai. Speriamo che non tornino mai più, speriamo. Fa paura questo? Sì, perché rimane nel cuore, insomma. Quindi a Casale sul Sile, dove qualche giorno fa nel mirino erano finite anche alcune imbarcazioni ferme nella Porticciolo, sono stati rubati 2 motori, tagliate le cime con le barche, finite alla deriva e recuperate poi in zona Porte Grandi. Non conosce pace nemmeno la città di Treviso, dove c'è stata una spaccata nella notte alla cartoleria tabaccheria a Stiore. Sono stato contattato circa alle 6 del mattino dal custode qua del grattacielo alle Stiore, che una persona che abita sopra il mio condominio ha visto la porta rotta. Quindi sono arrivato, effettivamente hanno creato un foro sul vetro antisfondamento, insomma sono riusciti ad aprire un varco. Ho chiamato i carabinieri, sono usciti, hanno fatto i rilievi perché c'erano anche macchie di sangue dappertutto, insomma la persona che è entrata si è ferita, insomma. Ed è riuscito a prendere il fondo cassa in pratica. Purtroppo per una disfunzione dell'allarme si è attivato ma non sono partite le chiamate, quindi è riuscito anche a dare a fare indisturbato. Quanto più o meno vi hanno portato via? Purtroppo eravamo sui 1.200 euro di fondo cassa all'incirca. Un brutto episodio. Un brutto episodio perché sì, dovuto proprio al fatto che non è partito l'allarme, perché abbiamo anche il nebbiogeno, però non è partito proprio per la centralina di difetti, insomma abbiamo riscontrato che la centralina aveva dei difetti. Ci sono telecamere lì in zona che possono... Ci sono telecamere, sì, ma anche le nostre hanno funzionato, quindi abbiamo passato i filmati ai carabinieri, adesso vedranno se riescono a rintracciare la persona, insomma. Come si lavora dopo un'esperienza del genere, signor Giuriato? Ma diciamo c'è una delusione perché già l'anno scorso, una volta a settembre, una volta a dicembre, abbiamo avuto la rottura sul distributore esterno. Quindi adesso a giugno un'altra volta, insomma, non è piacevole, insomma. Questa dunque la testimonianza del titolare raccolta da Francesca Bozza. Copione simile, furto con spaccata anche alla Wind di Piazza dell'Unità d'Italia. Andiamo a Trieste. Ecco il ladro in azione mentre ruba alcuni cellulari e centinaia di euro dalla cassa. Ennesimo furto con spaccata a Trieste. Questa volta a farne le spese è il negozio della Wind in Piazza dell'Unità d'Italia. L'episodio è avvenuto poco prima dell'alba, alle 4 del mattino. Il giovane, che ha agito a volto scoperto, ha divelto uno dei pali di ferro di un cantiere nelle vicinanze e ha infranto la vetrata. Dopo, facendosi largo fra i cocci, ha rapidamente preso alcuni smartphone e i soldi per poi metterli nello zainetto che aveva con sé. Infine è fuggito con il malloppo. Il malintenzionato però non ha tenuto conto delle telecamere, sia quelle interne al negozio che quelle installate in Piazza Unità, che hanno interamente ripreso la scena. Ad accorgersi del danno le dipendenti del negozio appena arrivate al lavoro questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Come detto, si tratta dell'ennesimo furto con spaccata. Non è escluso che il giovane che ha agito questa mattina sia lo stesso resosi protagonista di episodi simili, con lo stesso modus operandi, ai danni di altri esercizi commerciali del centro cittadino.
Sempre i temi della pubblica sicurezza. Da venerdì tornano attive le cosiddette zone rosse nei comuni di Venezia, Jesolo e Chioggia. L'annuncio è stato dato durante la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. Partiranno da venerdì, noi contiamo di adottare per il territorio della città metropolitana di Venezia una serie di provvedimenti che riguardino sia il territorio di città Venezia, quindi Mestre, Marghera e la parte lagunare, e ovviamente le due città che ce lo hanno richiesto, che sono Chioggia e Jesolo. Tornano le zone rosse. L'annuncio arriva dal prefetto di Venezia Darco Pellos, che ha presieduto a Cacorner la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, un tavolo che riunisce i prefetti del Veneto, i vertici delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. La violenza giovanile è uno dei temi caldi, uno dei fronti aperti che genera maggiore preoccupazione. L'ultimo episodio grave a Sottomarina, una violenta rissa tra una quindicina di giovanissimi in Viale Venezia la notte tra sabato e domenica. Sono dei comportamenti che sono degenerati, che non sono attribuibili specificamente ad uno solo motivo, ma ad una serie di concause. Certamente molti dei comportamenti più disagiati sono determinati da un abuso di alcol, talvolta anche da comportamenti dei gestori dei luoghi di ricreazione, che quindi vanno altresì osservati, ma noi stiamo collaborando anche con queste categorie per giungere ad un livello di sicurezza che sia adeguato. Le risposte delle istituzioni arrivano, dice il prefetto di Venezia. A Jesolo, ad esempio, dagli interventi dopo la rissa di via Herrera o dopo la rapina di un minorenne in piazza Carducci, fino all'aumento numerico di personale delle forze dell'ordine. Ma le risposte, aggiunge Darco Pellos, devono arrivare anche dalla scuola, dalla famiglia e dalla società civile. Sul territorio delle forze dell'ordine ci sono, e la dimostrazione è data dalla capacità delle forze dell'ordine di intervenire immediatamente in tutti i casi in cui si sono verificati dei disagi. E questo, la dimostrazione di Jesolo, è proprio quanto di più efficace si possa fare. Avete visto come anche gli ultimi episodi siano stati immediatamente contrastati dalle forze dell'ordine e sono stati immediatamente individuati i soggetti. Zone rosse sono una risposta a questo genere di problemi? Sono una delle risposte. Non esiste nell'ordine della sicurezza pubblica una risposta unica. C'è una risposta che deve essere data dal sistema e ovviamente noi che ci occupiamo di sicurezza possiamo dare questo tipo di risposta che ha un atteggiamento di prevenzione e non di repressione. Tema ricorrente quello delle zone rosse e della pubblica sicurezza più in generale. Anche per questo saluto e ringrazio Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Io direi che ci sono già diversi spunti da commentare. Torna l'estate, tornano le zone rosse soprattutto sul litorale Veneto, torna l'incubo baby gang, che poi si declina anche sui singoli territori, sui comuni più piccoli. Zero Branco è un comune di medie dimensioni, particolarmente giovane, perché è uno dei comuni più giovani della Marca Trevigiana e del Veneto. Lei come lo declina, come lo risolve questa problematica e che iniziative ci sono in ballo? Più che risolverla, diciamo che effettivamente è vero, è uno dei temi, e tra l'altro purtroppo nel periodo estivo si accompagna anche al fatto che i ragazzi non hanno la scuola, non hanno gli impegni sportivi e quindi di conseguenza si ritrovano ad avere tantissimo tempo libero. La maggior parte dei ragazzi, devo dire, poi vengono coinvolti in varie attività, insomma, quelle classiche, ordinarie, dai centri estivi ai GREST, alle attività sportive extra organizzate da comuni, parrocchie, eccetera. Però c'è il tema purtroppo di chi invece rimane con le mani in mano tutto il giorno e di conseguenza anche le cose che non si dovrebbero fare diventano un modo per evadere dall'ordinario. Noi casualmente, insomma, proprio di recente, una settimana scorsa abbiamo fatto un incontro con i ragazzi di terza media da noi, perché c'erano stati degli episodi, diciamo così, spiacevoli occorsi all'interno della scuola. L'abbiamo fatto con uno psicologo, che devo dire è stato molto apprezzato dai ragazzi, in maniera anche si è confrontato con loro in maniera diretta, ecco. E alla fine di questo incontro, così un po' per scherzo, ma un po' anche per testare, noi abbiamo dato un'indicazione. Abbiamo detto, ragazzi, guardate, c'è la necessità di ridipingere gli spazi, gli spogliatoi della palestra che utilizzate con la scuola. Io mi ci metto in prima persona perché è giusto che, insomma, ognuno faccia il proprio. Chi di voi sarebbe disposto a darci una mano? Un po' sulla scia
di quello che è il progetto Ci sto a fare fatica, appunto organizzato dalla cooperativa Chiricu e a cui anche il Comune di Zorbanco aderisce, ma in maniera un po' più homemade, come si dice adesso, no? Casereccia, come direbbe mia nonna. E quindi di conseguenza abbiamo detto, noi ci siamo, e devo dire che su un centinaio di ragazzi, così di primo acchito sull'impatto a caldo, 65 sono resi disponibili, al di là di poi quello che sarà l'effettiva realizzazione del progetto, dove magari per altri impegni non saranno tutti presenti. Però vuol dire che nella normalità la maggior parte di questi ragazzi non solo ha un'indole positiva e bella e buona, ma ha anche voglia di trovare qualcuno che possa in qualche modo accompagnarli in alcuni percorsi di un certo tipo. Quindi su 100 studenti che erano presenti a questo incontro con psicologo, 65 hanno detto, beh sindaco, ci stiamo, veniamo anche noi a ridipingere la scuola. Venissero tutti, ci sarebbe un metro quadro a testa, in 2 ore finiremmo. No, però è vero, è vero. Diventerebbe un modello quasi. Però insomma il guanto della sfida è lanciato. Ma è un po', guardi, è un po' uno dei ragionamenti che facevamo anche con alcuni membri, anzi con la maggioranza in una delle riunioni che noi facciamo, dove c'è questa necessità di fare come si faceva una volta, quando d'estate tu eri a casa e o col genitore o col nonno o perché magari all'epoca si poteva ancora, si andava ad imparare un mestiere, un lavoretto, per prendersi magari 2 spicci, ma soprattutto per riuscire a fare qualcosa e non solo impegnare il tempo, ma per imparare un lavoro. Quindi gli obiettivi sono molteplici. Esatto, esatto. E le chiedo, sindaco, lei faceva riferimento a degli episodi spiacevoli avvenuti a scuola per i quali è stato necessario chiamare lo psicologo. Senza entrare nel dettaglio. No, ma glielo dico anche perché è collegato con l'azione che poi abbiamo messo in campo. Abbiamo rilevato delle scritte fatte sul muro dello spogliatoio. La maggior parte erano scritte, come potete immaginare, insomma, di scherzo e di dileggio, però diciamo che alla fine l'effetto visivo è un effetto spiacevole, essendo tra l'altro gli spogliatoi utilizzati anche dalle società sportive, non può esserci un biglietto da visita per una comunità come la nostra, quando le squadre di altri territori vengono a giocare le partite in casa nostra, di vedersi uno spogliatoio in quelle condizioni. Avremmo potuto farlo noi, come si è sempre fatto, con un'operazione ordinaria, quindi darli in carico a una ditta per dipingere. Però invece ci sembrava giusto che i ragazzi fossero... I colpevoli non si sono fatti avanti. Guardi, vorrei dirglielo col sorriso, anzi glielo dico col sorriso, trattandosi di ragazzini, con un poco impegno si capisce, si è capito anche chi è, però devo dire è bello quando invece tutta la comunità si prende carico di questa situazione. Quindi parte questo percorso, diciamo così, integrato e vediamo come... più o meno quando scatterà adesso ci sono gli esami di terza media, quindi la priorità deve essere data questa, però dopo gli esami, quindi immagino verso la metà di luglio, prima metà di luglio. Allora, rimaniamo sui temi della pubblica sicurezza, andiamo a Vicenza, dove c'è stata un'operazione antidroga e diversi controlli da parte della polizia locale, sorvegliato speciale soprattutto Campomarzo. L'operazione ha portato all'identificazione di circa una decina di soggetti, di cui 7 sono stati segnalati alla prefettura perché sorpresi a detenere sostanza stupefacente per uso personale. Uno di questi durante il controllo ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente e i colleghi prontamente hanno cercato di evitare la dispersione proprio della sostanza e quindi ne è nata una piccola colluttazione dove una collega è rimasta ferita lievemente ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un fine settimana intenso per gli uomini della polizia locale che hanno passato al setaccio il territorio della ex zona rossa, diventata ora zona a controllo rafforzato. In particolare sono stati gli agenti del nucleo operativo speciale e della squadra antidegrado ad ispezionare minuziosamente le aree circostanti la stazione, Campomarzo, il Quadrilatero e parte del centro storico. Una serie di interventi che hanno portato alla denuncia di 3 persone, una per spaccio, una per resistenze e lesioni e una per tentato furto. Un bilancio proficuo che testimonia l'impegno costante sul territorio della polizia locale. È stato un fine settimana abbastanza intenso. L'ultimo episodio riguarda domenica, che siamo stati fermati, una pattuglia di antidegrado è stata fermata da un cittadino dicendo che gli avevano rubato la bicicletta. Siamo corsi a visionare le telecamere e in breve tempo lo abbiamo
preso e recuperato la bicicletta, ovviamente denunciato per furto. Chiaramente il cittadino ci fa una miriade di richieste che riguarda sempre la sicurezza, i mendicanti in centro non vogliono essere disturbati, qualche furto, i parchi che vengono occupati da bande di baby gang, però in questo momento stiamo rispondendo a tutti e verificando tutto quello che ci viene richiesto. Altro fronte sempre attuale, anzi torna di nuovo attuale, quello degli autovelox. C'è stato un provvedimento da parte del ministro Salvini e sapete la diatriba è quella tra omologazione e autorizzazione. Tanti comuni insomma sono finiti nel caos negli ultimi mesi per assenza di indicazioni, le stesse prefetture erano in imbarazzo. Bene, è arrivato questo provvedimento e ci si chiede se possa bastare, vediamo. Il decreto firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini riuscirà davvero a mettere fine all'odissea legata agli autovelox? Il problema è figlio di una distinzione tecnica, la differenza tra approvazione e omologazione. Ecco quindi che il provvedimento chiarisce quali requisiti devono avere i rilevatori di velocità, come devono essere tarati e controllati. Festeggiano quindi i sindaci che proprio nei giorni scorsi avevano inviato una nota a Roma sollecitando la firma del decreto. Mette la parola fine a tanti contenziosi che si aprivano nei nostri territori soltanto perché c'era un cortocircuito normativo che confondeva autorizzazione, omologazione. Adesso il decreto fa chiarezza, stabilisce i parametri di omologazioni per gli autovelox che verranno, ma soprattutto stabilisce un elenco di impianti che sono già, seppur autorizzati, considerati omologati. Tra questi ci sono anche le tecnologie utilizzate proprio dal comune di Treviso e tendenzialmente dai comuni veneti. Nel mio comune era un decreto atteso perché ci permette di fare chiarezza sull'utilizzo dell'autovelox. Noi abbiamo in disponibilità non dei autovelox fissi ma un autovelox mobile e ribadiamo l'importanza del loro utilizzo non per fare cassa ma per fare sicurezza. Se da un lato i primi cittadini esprimono soddisfazione, dall'altro c'è chi ancora non vede la luce in fondo al tunnel. La battaglia non si è affatto conclusa, ma ripeto, il ragionamento viene da sé, la conclusione. Se fosse stato semplicemente necessario un decreto, come mai il Ministero non l'ha fatto in tutti questi anni? Ha tentato, da quello che mi risulta, di ottenere le autorizzazioni da Bruxelles, non avendole ottenute e trovandosi in una certa situazione, hanno pensato di rimediare in questa maniera. Però, ripeto, manca la certificazione metrica legale che è necessaria per tutti gli strumenti di misura. Per questo la partita dell'omologazione degli autovelox potrebbe non essere ancora del tutto chiusa. Quel che è certo è che sul fronte della sicurezza stradale c'è ancora molto lavoro da fare. L'importante è non fare cassa. La prevenzione, se mi permetto, va fatta alle scuole, come faceva la provincia di Treviso negli anni d'oro. La prevenzione va fatta ai nostri ragazzi, alle scuole, e va insegnato come si guida nelle strade nel rispetto delle regole con senso civico. Lì si fa la vera prevenzione. Sindaco Durighetto, il decreto di Salvini fa chiarezza o no? Diciamo che mi ritrovo un po' nell'interpretazione dell'avvocato Capraro, perché effettivamente la sentenza della Cassazione era chiara a riguardo e quindi lì è da capire, la sentenza si rifà alla norma e la norma prevede appunto 2 step differenti, ma non si è ancora capito l'omologazione effettivamente chi, come e in che modo debba essere fatta. Io mi auguro però che davvero questo decreto o un'altra azione da parte del governo possa fare chiarezza, perché guardi, io concordo con quello che diceva il collega Piton, tra l'altro col gilettino fa sempre bello da vedere, però il tema di fondo è che al di là della prevenzione nelle scuole, che è necessaria, però forse serve anche ogni tanto un richiamino a noi utilizzatori degli autoveicoli, perché io ultimamente sto ricevendo tantissime segnalazioni dei miei concittadini di veicoli che corrono a velocità elevata o almeno percepita tale nelle nostre strade. Lo sappiamo, non essendoci gli autovelox autorizzati, le persone sanno che anche se corrono un po' di più nessuno può multarli, nessuno può beccarli. Il tema però di fondo è che soprattutto nelle vie centrali dei paesi, dove ci sono ragazzini che possono uscire anche in maniera sbadata, per carità, con la bicicletta, non si può
eccedere il limite. Già in alcuni tratti 50 all'ora è un limite eccessivo, ma lo dico da papà e lo dico da guidatore. Sono io il primo che a volte vorrei schiacciare di più col piede, ma dico cavolo, però fermi tutti, se da qua mi esce un bambino con la bicicletta e io sto andando a 50 all'ora in una strada del centro, rischio veramente di fare un danno. L'altro tema è che purtroppo non è che quando si dice gli autovelox vengono usati per far cassa. Insomma, il comune di Zero Branco, tra l'altro, nel tempo ad oggi incassiamo circa un quinto delle sanzioni che incassavamo 10 anni fa, quindi non è una questione di far cassa o non far cassa. E sto parlando al netto dell'autovelox, certo. Un quinto perché l'azione si è rivolta soprattutto alla prevenzione e non alle sanzioni. Però di fondo, se c'è una norma che prevede che io debba andare ad una determinata velocità in una certa zona, perché c'è un motivo, perché ci sono le scuole, perché magari c'è una palestra, quella norma perché c'è una situazione critica, quella norma diciamo va così. rispettata, perché altrimenti ci vediamo costretti a installare continuamente dossi e rallentatori che creano un disagio totale. Io in questa settimana ho avuto 5 richieste in 5 vie diverse di installare dossi o rallentatori. Ma senta Sindaco, lei ha autovelox fermi proprio alla luce del caos che c'è stato in questi mesi? Noi abbiamo fatto una scelta un po' di tempo fa di dovendo sostituire l'autovelox mobile, noi non abbiamo autovelox fissi, dovendo sostituire l'autovelox mobile, anziché acquistare un autovelox mobile, noi abbiamo deciso di andare a noleggio. Questa cosa ci ha un po' salvato perché adesso effettivamente finché il decreto non è chiarito noi il noleggio dell'autovelox non lo paghiamo, nel senso che lo abbiamo restituito, non lo usiamo. Ma lei sentirebbe di riprendere l'autovelox dopo questo provvedimento? Allora, da una parte sì, perché come le dicevo non è possibile che in una settimana io sia sollecitato 5 volte da 5 concittadini diversi in 5 zone diverse del paese dove mi si dice che le auto corrono, quindi anche solo a certificare se è vero o non è vero. Dall'altro lato però personalmente sarei quasi dell'idea di aspettare un po' per capire quale sarà poi l'indirizzo da parte della magistratura, perché nel momento in cui ci fossero delle impugnazioni e iniziassi in maniera, diciamo così, strutturata a verificare che quel tipo di omologazione, o meglio, che questo decreto del Ministero non è sufficiente, rischieremmo di avere delle spese inutili. Quindi diciamo che la spada di Damocle dei ricorsi pende ancora sulla testa dei sindaci. Questo secondo me sì, e purtroppo ancora per qualche mese sicuramente, nel senso che sarà da capire se questo decreto taglierà veramente la testa al toro, come si suol dire. Il rischio invece che questo si presti ad ulteriori impugnazioni c'è. Cioè è un rischio alto. Qualche istante di pubblicità, ritorniamo anche per un'altra iniziativa che riguarda Zero Branco, anzi ve la dico già, riguarda questo artista che sta diventando un vero e proprio fenomeno. Parliamo di Tony Pitoni, che sarà Pitoni. Come si pronuncia? Essendo siciliano, sempre con la O, perdo i Pitoni. Tony Pitoni, che sarà a Zero Branco, e ci sarà una folla abnorme perché sono stati staccati in un tempo record 10.000 biglietti, ma ne parliamo fra pochissimo, fra poco. Di nuovo in diretta con Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, che mi ha raggiunto poco fa qui in studio dopo essere stato in prefettura per un vertice in prefettura per parlare del concerto di Tony Pitoni. Di questo stiamo parlando, di questo artista che è diventato un vero e proprio fenomeno, tanto che in pochissimi giorni, in poche ore, sono stati staccati 10.000 biglietti per il suo spettacolo a Villa Guidini, che se non sbaglio è il 19 giugno. Sì, esatto, venerdì prossimo. Quindi lei si è trovato di fronte a questo fenomeno, inizialmente forse lo aveva sottovalutato, nel senso da millennial come me magari l'aveva sottovalutato. Devo dire che in effetti il target è un po' più basso rispetto al mio come età. E quindi, ecco, però insomma la cosa è seria perché parliamo di 10.000 persone. Sì, allora, noi già da qualche anno facciamo un festival in Villa Guidini dove di solito ci sono sia cantanti che conferenzieri che comici. Quest'anno ci è stato proposto questo artista che, devo dire la verità, io non conoscevo, ma ci hanno pensato i miei figli a darmi compiezza di chi fosse e a farmi ascoltare i suoi testi. Sono testi simpatici, allegri.
goliardici, ecco. Però effettivamente noi, quando abbiamo messo in disponibilità i biglietti, sono stati messi in 3 tranche diverse. La prima era fino a 5.000, ma sono andati venduti nell'arco di pochissimi giorni, e poi le altre tranche fino ad arrivare appunto a quasi 10.000, e sono stati apprezzatissimi soprattutto dal pubblico più giovane. Poi tenga conto che noi avevamo in qualche modo già opzionato l'artista a settembre l'anno scorso, e lui è andato a Sanremo quest'anno, a febbraio di quest'anno, e di conseguenza lì ha acquisito ancora maggiore notorietà. E poi, come dicono quelli giovani e bravi, è andato in hype tra gennaio e marzo di quest'anno, e di conseguenza noi ci siamo trovati veramente un artista che per noi era poco conosciuto, invece a un artista conosciutissimo a livello nazionale. È tanto da rendere necessario un vertice in prefettura per garantire la sicurezza dell'evento, la mobilità, perché insomma gestire 10.000 persone non è facile. Sì, essendo superiori ai 5.000 noi avevamo la necessità appunto di istituire, di passare attraverso la commissione provinciale che si è svolta appunto stamattina, la presenza appunto della prefettura, della questura, dell'UIS, dei tecnici, anche del fuoco, quindi effettivamente che tutto fosse a norma e che tutto fosse in grado di assorbire un numero così importante di persone, perché ricordiamo che 10.000 persone più o meno è la popolazione di Zero Branco, noi siamo 12.000, quindi andare a raddoppiare per qualche ora, perché stiamo parlando appunto delle ore del concerto, però comunque solleva alcune criticità. Una di queste è il fatto che la strada Noalese, che già di per sé ha un traffico importantissimo durante il giorno in termini proprio di volume di traffico, numeri di veicoli percorsi, e durante quel giorno, quindi venerdì 19, sarà sollecitata appunto da un afflusso ulteriore di auto. C'è poi anche un'altra questione, che essendo appunto un artista molto acclamato dai giovani, potrebbero esserci anche semplicemente delle vetture che vengono a portare i figli e poi se ne vanno. Questo naturalmente comporta una logistica diversa rispetto invece a chi viene al concerto e si ferma lì. Questo lo avevamo visto l'anno scorso per il concertone dei Pinguini Tattici Nucleari tra Treviso e Villorba. Però questo vi dà l'input per lanciare anche Villa Guidini nell'orbita dei grandi concerti, perché di questo stiamo parlando. Esatto, questa sarà una prova, tant'è che l'area destinata a questa manifestazione è un'area ridotta e ristretta rispetto a quello che sarebbe potenzialmente l'utilizzo del parco di Villa Guidini. Stiamo parlando di una zona che è più o meno il doppio di quella che era stata usata l'anno scorso, che potrebbe assorbire fino a 15.000 persone, ma poi ce n'è un'altra che è molto più grande, che potrebbe assorbire anche di più. Noi vogliamo fare i passi uno alla volta e anche con molta attenzione, non stiamo dicendo che domani mattina a Zero Branco c'erano 30.000 persone per un concerto, però vogliamo anche riuscire a strutturare nel tempo uno spazio che possa anche eventualmente prestarsi a questo tipo di manifestazioni. Già, ripeto, con Tony Pitoni quest'anno con i 10.000, poi giusto così per chi magari ha visto Sanremo, ci sarà ospite uno dei cantanti in gara di Sanremo che era Federico Nigiotti, e tra gli altri, insomma, quindi diciamo che anche da questo punto di vista il tentativo è quello di affrancarsi sempre di più. Tra l'altro l'anno scorso c'era Edoardo Bennato, che quest'anno ho visto a luglio, se non ricordo male, sarà a Venezia a fare un concerto per il Festival della Bellezza, quindi insomma dai, lei ha già dei nomi in testa, insomma, qualcosina c'è per lanciare nelle prossime estati Villa Guidini. Diciamo che Tony Pitoni vi dà l'input, è l'occasione per mettervi alla prova, sarà il banco di prova. Sì, esatto, sarà un po' il banco di prova sia in termini di gestione che proprio anche in termini poi di capacità e di sviluppo, nel senso che se dovesse andare tutto come ci auguriamo molto bene con lui, poi ci potrebbe essere la possibilità di ospitare altri artisti gli anni successivi, insomma. L'inatteso banco di prova, l'inaspettato banco di prova. Ma in realtà devo dire chi ce l'aveva proposto aveva visto lungo, perché ci ha detto vedrai che arriviamo ai 10.000 senza problemi. Io ero un po' dubbioso, però
Si è dovuto ricredere. Come si dice, ognuno il suo, ognuno fa il suo mestiere. Sindaco, grazie davvero, grazie al sindaco Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Siamo davvero alle battute conclusive di questa prima edizione che abbiamo dedicato ai temi del maltempo. Avete visto quello che è successo in provincia di Verona, nella Pedemontana, tra Pedemontana Trevigiana e area bassanese. Ci siamo collegati poi con Padova, ancora violenza al carcere, 2 palazzi, uno sgombero ci ha portato invece a Mestre e poi a Belluno il tentato femminicidio con una donna ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello. La prognosi è riservata, il suo marito è piantonato all'ospedale di Belluno in stato chiaramente di fermo. La donna è fortunatamente fuori pericolo di vita. Tutti gli aggiornamenti questa sera a partire dalle 18:25 nel nostro telegiornale regionale, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Alle 16:05 vi segnalo il film L'ultimo Metro, un film francese del 1980 con un cast stellare. Vi dico solo che ci saranno Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, quindi insomma rimanete su Antena 3. Grazie alla regia di Alessandro Granziera e Tony Esposito, grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento.